In quel frattempo il re Erode al mette la griffe su qualchidun d'eglesie par fiscaio. Al copà con la spada Iacum, fradi di Zuan. Viodint che i giudeos aierin contentons de robe, al decide di brancà anche Pieri. Si iere tai dis dal pan cence levan. Lu chiapà e lu mette in preson. Danlo di guardea a 4 compagnie, di 4 soldati da lune, con l'intent di menalo denando al popolo subit passate pasche. Pieri aliere dunque in preson, biel che la glesie non sostave di clamà Dio per lui. Just in che gnot che Erode al stave per menalo davanti al popolo, Pieri al dormive guardea di 2 soldati, e peat con doppie chiadene, e denande puarte li guardis i tignivin di voli la preson. E ve che un agnul dal Signor si presentà e une luz esflamea te preson. Al poca Pieri tal flanc, lu disvea e dise, «Ieve so pesè!» e li chiadenis i colarin des mans. I dise in daur l'agnul, mettiti la cengle e peiti i sandui. E al fasè così. I dise l'agnul, involuciti te manteline e anin daurmi. Pieri aliessi e il le daur, ma non si iere anch'imo no in acquarzut che aliere verce che stave succedendo, mediando l'agnul. Al crodeve dive una visione. A passare in la prima e la seconda guardie e arrivare alle porte di Fier che si va in città. La porta si spalancà di besole denandi loro. Al saltare in fur e arrivare in fin da pi di une contrade e l'agnul a colp lo lascià. Allora Pieri, tornando in sé, al disè, mo, o soi proprio sicuro che il Signor ha mandato il suo agnul a deliberarmi des grifis di Erode, e di tut c'è che smicchiave il popolo dai giudeos. Dopo di essi tornato paron di sé, arrivò in chiesa di Maria, Mari di Zuan, che disin anche Marc, la caliere un biel trop di intente a prea. Arriva appena toccato dal portone, che si presentà une frutte di non Rode. Avviò di cui caliere. Riconosciut Pieri te vos, per masse contentece, neanche noi vergè la porte, ma è tornà dentro di corse a contà che Pieri aliere lì di fur. I diserin c'è varis tu, ma ie e contindeve che iere proprio così, che gli altri sa disevin al sarà il suo agnul. Intanto Pieri al toccave di un continuo. Quanchi divergerin e l'uvioderin restarin come copaz. Allora lui, fasinti un segnal con la man di staccidins, ur contace mut che il Signor l'uveve tirat fur de preson e al zontà, l'ait avvisà Iacum e i fradis. Da spo al salte fur e sin di lè in tun atri puest. Fatti, aliere un gran davuei fra miec dai soldati, c'è mutieri stade moche di Pieri. Erode lu faseciri par ogni chianton e, novin trivata chiatalu, fur, al fasè lassot processi soldati e al de ordin che iucco passin. Po dopo,
alla sale Giudee e si fermò in Cesarea. Erode aveva questionato con che di Tir e di Sidon, che si metterono d'accordo e si presentarono di lui. Tirat de lor bande blast, chiamerar dal re, domandare in paz, per vie che mangiavano di ciò che arrivava dettiare dal re. Te giornate destinate, Erode, pensato, sentato sul palco, con tutto il suo fornimento, faceva un discorso di lusso. La inte berghelava, è un Dio, calfevele, non un uomo. Ma tu, Marilam, l'agnol del Signor tal brincà, perché noi veve date glorie a Dio, reoseat dai viers al spirà. Intanto la parola di Dio cresceva e si slargiava. Barnabe e Saul, finita la loro missione a Gerusalemme, tornarono in Daur, menansi con sé Zuan, che dicevi anche Marge.